Buonasera e ben ritrovati a un nuovo notiziario di prealpina.it. In apertura la cronaca. Questa mattina ennesimo incidente mortale sulle nostre strade. La vittima è un imprenditore cinquantenne. È accaduto a Jerago Conorago in via Perbesnate. Il servizio di Veronica De Rio. Stava andando al lavoro Alessandro Beccegato quando questa mattina, 29 ottobre, ha perso il controllo della sua moto ed è caduto sull'asfalto tra le curve di Jerago Conorago in via Perbesnate. Una manciata di istanti dopo è stato travolto da un'Alfa Mito guidata da un ragazzo di meno di 30 anni. Un incidente che non ha lasciato scampo a Beccegato, 50 anni, residente a Caronno Varesino, è morto qualche ora dopo all'ospedale di Circolo di Varese, nonostante le cure dei medici che hanno tentato di rianimarlo in tutti i modi. L'incidente è successo questa mattina presto, verso le 6:30 sulla provinciale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Gallarate, che hanno effettuato i rilievi. Il giovane alla guida è risultato negativo all'alcol test e droga. Ora la salma della vittima è a disposizione della magistratura all'obitorio dell'ospedale di Circolo. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Delitto Macchi, congelato il risarcimento a Stefano Binda. Il servizio. Delitto Macchi, un altro colpo di scena. La Procura Generale di Milano e l'Avvocatura dello Stato hanno ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del 12 ottobre scorso con la quale la Quinta Corte d'Appello di Milano ha detto sì a un risarcimento di 303.000 euro a favore di Stefano Binda. Un risarcimento legato all'accoglimento della richiesta di riparazione in favore di Binda per i 1286 giorni di ingiusta carcerazione preventiva patiti dal 55enne di Brebbia, assolto in via definitiva dopo un lungo e accidentato iter giudiziario. Era accusato di aver commesso l'efferato omicidio di Lidia Macchi, la ventenne studentessa universitaria di Casbeno, il cui corpo fu trovato nei boschi di Cittiglio il 7 gennaio del 1987. La Procura Generale e l'Avvocatura dello Stato, nei ricorsi depositati entrambi il 26 ottobre, chiedono l'annullamento della decisione della Corte d'Appello, puntando l'indice contro la scelta dell'allora indagato di essersi avvalso della facoltà di non rispondere e di aver tenuto, a parer loro, una condotta mendace e reticente. Nei confronti di Stefano Binda c'è un vero e proprio accanimento terapeutico, non si può giocare con la vita delle persone in questo modo. La reazione dell'avvocato Patrizia Esposito, il legale che assieme al collega Sergio Martelli difende Binda. Un lupo mannaro sulle strade di Pallanza. Uno svizzero di 42 anni, già noto alle forze dell'ordine, ieri mattina girava in auto per la cittadina affacciata sul Verbano, indossando una maschera da lupo mannaro e brandendo fuori dal finestrino un'ascia finta. Sarà stato il clima di Halloween, ma lo scherzo è costato una denuncia per procurato allarme. In quel momento c'era parecchia gente in giro richiamata dal mercato settimanale. L'uomo qualche tempo fa era stato denunciato per rapina impropria ai danni della titolare dell'ostello di Verbania, dove aveva portato via lenzuola e cuscini dopo un breve soggiorno. Busto Arsizio. Alla riapertura serale, ieri, il titolare del bar Street Garden ha dovuto chiudere. Gli è stato notificato il provvedimento emesso dal questore di Varese, uno stop all'attività per 30 giorni. Questa è la terza chiusura, la più lunga, imposta dalla questura al locale. La decisione è stata presa a seguito della proposta avanzata dai carabinieri di Busto Arsizio, alla luce di numerosi interventi effettuati dalle forze dell'ordine, per vari motivi, dalla musica ad alto volume a brutte frequentazioni che spesso si sono scatenate in risse. Adesso andiamo alla scoperta delle bellezze di Gallarate, da mettere in mostra per attirare investitori e migliorare l'economia cittadina. Questa è la sfida dell'assessorato al marketing territoriali. Sentiamo Annalisa Paola Colombo. Parole come attrattività e rilancio sono sempre più usate quando si parla di un territorio, un concetto che per l'assessore al marketing territoriale della sicurezza Francesca Caruso può e deve essere applicato anche a Gallarate. Ci sono molti scorci della città che in pochi conoscono, afferma. Per questo è necessario metterli in evidenza attraverso azioni mirate. Quali sono questi angoli? C'è il castello di Caiello, costruito nel XV secolo, che è stato anche citato nei Promessi Sposi, o la tomba gallica in piazza Ponti, la più antica sepoltura gallaratese. C'è anche il palazzo di Via Roma,
progettato dall'architetto portoghese Álvaro Siza, vincitore del premio Pritzker nel 1992, e la torre residenziale in piazza San Lorenzo dell'architetto e scultore svizzero Mario Botta. Per l'esponente di Fratelli d'Italia c'è poi anche la Boschina, che rientra tra quei punti del territorio che possono essere valorizzati, e vista l'alta affluenza, ricorda, abbiamo deciso di posizionare una colonnina di emergenza a disposizione di chi fa jogging o viene qui per rilassarsi. Caruso ha le idee chiare: rilanciare vuol dire conoscere le bellezze e i punti di forza della città e coinvolgere quante più realtà del territorio per creare quelle sinergie necessarie per un cambio di passo. Non ci sono solo le bellezze artistiche e le naturali su cui puntare. Il bando Arest è un esempio, afferma l'assessore. Con il progetto che abbiamo presentato vogliamo ridare nuova vita al Palazzo Minoletti. Il progetto, del valore di 5 milioni di euro, è stato pensato per riaccendere le luci nell'ex Casa del Fascio e creare un indotto anche sul territorio. In un quartiere collinare del capoluogo ormai è una vera e propria tradizione. A Sant'Imerio si coltivano le olive e si produce l'olio. Renata Manzoni, immagini dell'agenzia Blitz. Grande attività oggi e domani per raccogliere i frutti dell'uliveto di Eviamonte Bernasco, dove l'Associazione degli Olivicoltori dell'Olio del Lago di Sant'Imerio quest'anno si è avvalso dell'aiuto di 3 classi di futuri periti agrari, la prima A, prima B e quarta A dell'Istituto Newton di Varese. Il raccolto di quest'anno è ottimo e anzi la produzione è eccellente al punto che si potrebbe battere quello che avvenne 2 anni fa, quando l'olio di Sant'Imerio portò alla vendita di 600 bottiglie. Anche chi lo vorrà e ha per caso delle olive da regalare potrà farlo sia oggi che domani e in attesa che lunedì tutto quanto è stato raccolto e disposto in cassette, attualmente sul pavimento della sala parrocchiale di Bosto, partirà alla volta del frantoio di Lenno in provincia di Como, dove le olive raccolte nel Varesotto diventeranno prezioso olio, con una finalità benefica, quella di andare in aiuto, grazie alla vendita, di coloro che ne hanno bisogno. Andiamo alla scoperta della 5 Village di via Marconi a Varese. 2 giorni di giochi e divertimento per le famiglie come occasione per presentare il nuovo brand dell'energia. Vediamolo. 2 giorni di sport, giochi e divertimento a misura di famiglia nel nome di A5, il nuovo brand dell'ex CSM Agam che si presenta alla città di Varese con un weekend in via Marconi. Oggi e domani canestri, palloni e tante occasioni di svago nel cuore della città. Un modo per promuovere il nuovo marchio, rimarcano dalla società, e sottolineare che cambia il nome ma non persone, uffici, riferimenti per la clientela, valori e servizi dell'azienda. A5 è un nome semplice, chiaro e immediato che rappresenta, con l'aiuto del pittogramma 6 baffi, la forza che scaturisce dall'unione dei 5 soci pubblici con il gruppo A2A. Concetto rafforzato dal payoff energia che unisce a sottolineare l'aggregazione tra le storiche utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese. Tante le famiglie che hanno affollato A5 Village in questo suo primo giorno. Si replica domani, domenica 30 ottobre, dalle 10 alle 18. Chiudiamo con lo sport. Calcio, Serie C. La Pro Patria domani è in trasferta al Breda di Sesto San Giovanni e affronterà la Pro Sesto. Ce ne parla Luca Spriano, immagini dell'agenzia Blitz. Un esame probante. La Pro Patria è attesa domani a Sesto San Giovanni. Al Breda si giocherà alle 14.30 da una Pro Sesto in gran forma, 3 vittorie nelle ultime 4 partite. Sulla panchina dei milanesi un ex biancoblu, quel Matteo Andreoletti, che dopo la carriera da portiere ha intrapreso giovanissimo quella di tecnico, tanto da essere oggi l'allenatore con l'età più bassa nel contesto del professionismo italiano. La Pro Patria è ringalluzzita dal successo sulla Virtus Verona, è stata fin qui protagonista di una buona prima parte di stagione e domani cerca conferme positive. Il tecnico Jorge Vargas, che dovrà ancora fare i conti con numerose defezioni, out Brignoli, Fietta, Lombardoni, Molinari, Ghioldi, Rossi, Parker e Caluschi, inquadra così l'avversario. E domani è bella tosta perché è una squadra molto preparata, sta molto bene dopo di vincere a Novara e alla Pro Vercelli, quindi è una squadra che è in salute, che sta bene
in tanti aspetti una squadra molto pericolosa. Mentre in Serie D oggi si sono disputati gli anticipi. Vediamo com'è andata. Un'altra giornata amara per il Città di Varese. In uno dei due anticipi del girone B di Serie D in programma oggi, i biancorossi sono stati battuti 3-1 in casa dall'ex capolista arconatese, che in virtù dei 3 punti conquistati all'Ossola torna per un giorno al vertice agganciando il Lumezzane a quota 19. Subito in svantaggio, rete di bianchi all'11°, l'11 di Luciano De Paola è autore di una buona reazione che si concretizza alla mezz'ora nel pareggio siglato dal bomber Ferrario. L'equilibrio si spezza però nel quarto d'ora finale con i gol di Medici e Silvano che gelano il flanco Ossola, lasciando i padroni di casa nelle zone basse della classifica con 9 punti in altrettante gare disputate. Delusione anche per la Varesina, che sul campo dello Sporting Franciacorta non va oltre l'1-1 che le nega la gioia di una serata da capolista in coabitazione. Tutte nel finale le reti, ospiti in vantaggio al 39° della ripresa con Gasparri, 4 minuti dopo il pareggio dei bresciani con Piccinni. La squadra di Spilli resta così al terzo posto in classifica con 17 punti, 2 meno della coppia Lumezzane Arconatese. Domani in campo le altre sfide dei gironi A e B. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.